un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà, siamo a Latronico, nell'area sud della Basilicata, ci troviamo nei locali del Cinema Nuova Italia, dove tra poco si terrà l'evento lancio, la presentazione del Latronico Film Fest. E noi abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre frequenze Claudio Gubitosi, direttore del Giffoni Experience. Direttore, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a voi. E allora, Giffoni Film Festival ha fatto sì che un piccolo paesino di questa nostra bella Italia, ormai è noto in tutto il mondo, potrebbe avvenire qualcosa di analogo per questa nostra comunità, per questo paesino della Basilicata? Basta crederci, basta non guardare sempre ai problemi ma alle opportunità, e nello stesso tempo ci vuole sempre una prima edizione, altrimenti uno non arriva a 53 anni come quest'anno è Giffoni. Sono stato qui al Latronico nel 2014 e ho incontrato, mi ricordo a suo tempo, i ragazzi, ed era il 5 giugno. Adesso ne abbiamo 6, quindi dopo tanti anni ritorno esattamente con una visione però un poco più aperta, anche perché ho incontrato più volte il sindaco, anche gli organizzatori del festival sono venuti a Giffoni, abbiamo dato un po' una visione un po' più ampia, il collegamento con il concetto di benessere, e quindi Latronico ha questa sua esperienza storica e nello stesso tempo anche una capacità di impresa. Venire qui 4.200-300 abitanti e vedere un cinema che funziona, che è aperto, è quasi un miracolo. È un miracolo, aperto tutto l'anno. Se questo però è un miracolo non significa che deve diventare un miracolo sempre, bisogna sostenere ed aiutare, come facciamo noi, i territori. Negli ultimi tempi lo sguardo nostro, oltre alle attività nazionali e internazionali che dobbiamo fare per missione e per visione, ma abbiamo centrato molto l'attenzione proprio sui piccoli comuni. In Basilicata stiamo facendo tante cose, anche a Terranova di Pollino che abbiamo messo insieme, Montescaglioso ormai è un pezzo della storia di Giffoni, adesso Latronico, credo che abbiamo fatto anche altre attività, però abbiamo cercato, come abbiamo fatto con Terranova di Pollino, di fare rete e sistema anche con gli altri comuni. Una volta che i comuni sono messi insieme, pensate che a Terranova abbiamo portato anche esperienze diciamo molto più forti, quindi i ragazzi si sono incontrati, poi abbiamo fatto dei progetti anche di attività in comune, sono entrati anche nei bandi, insomma c'è tutto questo lavoro da farsi e non bisogna mai però arrendersi, ma scoprire le qualità e le eccellenze che ci sono nei piccoli comuni, che sono sempre tantissime, sono la base per iniziare un percorso. L'Italia e il mondo non ha bisogno di grandissimi eventi, ha bisogno, come nel caso che tu hai detto di Giffoni, che ormai è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, nello stesso tempo ci vuole proprio una visione di essere territoriali per scelta e internazionali per vocazione. Quando queste due qualità si mettono insieme, funzionano tutto. E bisogna avere sempre una visione molto ampia, però molto grande, devo dire, indipendentemente da quelli che possono essere i fattori locali. A Giffoni non c'erano le strutture che teniamo oggi. Oggi Giffoni gode di una delle strutture più avanzate, devo dire, d'Italia, la Multimedia Valley, dove l'Europa ha fatto grandi investimenti con lo Stato italiano e con la regione naturalmente Campania, che è il nostro primo partner. Poi sta nascendo adesso un museo, un'altra sala, abbiamo una storica sala dedicata a François Truffaut, che abbiamo inaugurato nel 2000 con 700 posti, che è una meraviglia. Quindi vedete, si possono fare tante cose, con l'obiettivo anche oltre
che è quello di aprire a Gifoni un campus universitario anche per i mestieri e le professioni dell'audiovisivo, cinema, multimedialità e anche innovazione. Noi a luglio... Speriamo non intelligenza artificiale. No, quello è un pericolo numero uno, questa dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro sperimenteremo l'1 e il 2 luglio la prima mostra, evento, mercato dei videogames anche sociali. Credo che andrà bene, perché ci aspettiamo almeno 5-6 mila persone in questi due giorni, quindi un po' alla volta, un pezzo alla volta si costruisce il mosaico. 2 battute, davvero 2 battute, perdonerà la banalità, ma il cinefilo che in me mi spinge a farle queste 2 domande. Che cos'è il cinema per Claudio Gubitosi, e se mi dice 3 titoli che ha nel cuore, di film che hanno segnato la storia del cinema? Ma io sono cresciuto con 2 grandi autori, uno Pasolini e l'altro Federico Fellini. 2 contrasti notevoli, il mondo dell'onirico, del fantastico, del sogno, e l'altro invece quello politico, sociale, molto forte. Anche lui, naturalmente, uno dei film che più mi ha impressionato, per esempio, è stato Uccellacci e Uccellini, che era molto forte, oppure il Vangelo secondo Matteo, di Fellini, non solo a Marcord, ma di Fellini. È un film che ancora oggi, quando voglio immergermi in una visione particolare, lo faccio volentieri, che è il Satiricon, che solo lui poteva fare, solo lui. E poi vabbè, ci sono tanti altri film. Il cinema ci ha dato a noi, come qui al Latronico, l'opportunità di vivere le esperienze della società oltre le montagne che noi teniamo. Gifoni così nasce dove siamo messi insieme un po' di giovani e guardavamo i film per capire che succedeva oltre. Quindi il cinema è e resta una grandissima possibilità, in realtà, di condivisione dell'emozione, dell'esperienza. C'è un problema adesso che riguarda le sale cinematografiche, stanno in grande affanno, ma non per colpa, perché adesso sono nate le piattaforme, insomma c'è un diverso modo di vivere il film. Noi ogni tanto diciamo cinema e confondiamo tra la sala cinematografica e il film. È una rivoluzione in atto. Le sale sono sempre assolutamente indispensabili, anzi faremo in modo che non diventino una sorta di macchina del tempo. Una volta il film si vedeva in questo modo. Dobbiamo abituare le persone anche a ritornare nelle sale per tutta una serie di motivi, che sono proprio quello della condivisione di un film. Poi ognuno si può vedere quello che vuole a casa propria, ma non è la stessa cosa. Quindi abituarli al bello, abituarli a stare insieme. Non finirà questo, però dobbiamo stare molto attenti, perché diciamo il mondo che è cambiato ha fatto cambiare anche l'uso, il consumo, il gusto da parte dei ragazzi. Sicuramente il cinema, per andare al cinema, costa, quindi anche quello è un problema. Quindi una politica dell'apertura delle nuove sale, una politica di biglietteria diversa per i giovani, una politica per esempio di tenere le sale aperte dal lunedì al mercoledì sempre, non solo quando si fa la festa, diciamo, del cinema, come queste settimane si farà con biglietto ridotto, forse potrebbe aiutare di nuovo a far riscoprire la bellezza della sala cinematografica. Direttore, grazie per il tempo che ci ha dedicato. A te, grazie a voi. Latronico, Cinema Nuova Italia, questa è Radio Libertà. Siamo a margine di questo evento di presentazione del Latronico Film Festival e siamo con la consigliera comunale Giulia Bianco, consigliera con delega agli eventi e alla cultura. Esatto, Giulia? E se ho capito bene, tu sei una, insomma, tenace, testarda, hai voluto, viene in mente quella frase, volli, fortissimamente volli, hai voluto con forza, hai coltivato quest'idea, l'hai amata, e l'amore per quest'idea si è visto anche dai tuoi interventi, hai raccontato anche il tuo rapporto con il direttore Gubitosi, hai detto che insomma all'inizio ti ha bacchettato un po', però io direi che stiamo ascoltando te, ascoltando quello che è venuto fuori in questo evento, a me sembra che siamo sulla strada giusta. Ecco, che cosa può essere, che cosa può dare, che cosa ti aspetti, che cosa può rappresentare, che cos'è questo
questa cosa che sta nascendo, questa piantina che sta iniziando a coltivare, questo Latronico Film Festival. Allora, Fest. Latronico ha già avuto in precedenza diverse esperienze di festival di corti. C'è stato il Latronic Horror, c'è stato il Latronic Orto, però a un certo punto l'idea non è servita a sostenere il festival e quindi il Latronic Horror dopo un paio di edizioni si è fermato, il Latronic Orto dopo una sola edizione si è fermato. Quindi quando ho iniziato a elaborare l'idea di un festival ho cercato qual era l'elemento di, non di fallimento perché è una brutta parola, però cosa aveva reso non possibile l'esistenza dei 2 festival precedenti. E ho capito che era la rete, quello che poi il direttore Gubitosi diceva, perché erano soli, perché erano confinati al Latronico con delle idee bellissime, però erano molto di nicchia e molto soli. Non avevano respiro. Non avevano respiro. Abbiamo organizzato comunque anche con il Latronic Horror, è venuto Frizzi a fare la prima insomma, di uno spettacolo su Fulci. Era comunque un festival di un certo livello, però non aveva amici, diciamo, non aveva una rete su cui basarsi. Quindi tramite il direttore del Giffoni Gubitosi, la prima volta che ci sono andata, lo stavo raccontando e ho parlato di questa idea del festival, lui mi ha bacchettato, mi ha detto non si può avere niente subito, che avrei dovuto imparare ad aspettare e soprattutto a strutturare l'evento. E quindi man mano ha iniziato a pensare a cosa poteva rendere particolare il festival, cosa l'avrebbe reso caratteristico e soprattutto radicarlo all'interno del territorio, perché quello che ci piacerebbe avere è un festival con cui si identifica Latronico. Quando uno pensa al Latronico Film Fest non è solo poi un festival, noi abbiamo scritto sotto, non si legge bene, però c'è il Festival del Benessere, perché è come un'idea. Un festival che però dovrebbe raccogliere tutta la parte artistica, arte, musica, letteratura, tutte le declinazioni dell'arte, però al servizio del benessere. E rendere questo evento qualcosa per cui Latronico si può finalmente identificare in un'attività. Il Latronico Film Fest dovrebbe essere qualcosa che poi è di Latronico. Insomma, si potrebbe dire Latronico uguale cinematografia, tu hai parlato di settima arte, questo? Sì, sì, anche perché noi siamo un paese con una storia, abbiamo un cinema, rispetto a tutto il circondariato noi abbiamo... Uno dei pochi cinema nell'area. Uno dei pochi, ce ne sono 10 in Basilicata, in tutta la Basilicata, e uno di questi è al Latronico, quindi è significativa anche il livello culturale che abbiamo sempre avuto, perché avere un cinema non è scontato in un paese, noi l'abbiamo sempre avuto e sempre comunque difeso. Quindi questo è anche un'impostazione nostra come popolazione. Senti, hai benessere, che cos'è benessere per te? Tu hai prima, insomma, ho avuto anche l'impressione che ti sei tolto un sassolino dalla scarpa, però potrei sbagliare. Hai sottolineato benessere, non è il benessere che c'è, ma è l'aspirazione che abbiamo a raggiungere il benessere. È una tensione, secondo me è proprio una tensione di vita. Uno non lo raggiunge mai pienamente il benessere, però è qualcosa a cui uno tende. È come la ricerca della felicità. È come la felicità, alla fine il benessere e la felicità. È una cosa che ti stimola. Film, La ricerca della felicità è vero, però è una cosa che ti stimola a fare delle determinate azioni. Quindi è più un motore che traina che poi un punto d'arrivo vero e proprio. Non me la distraete. No, qui. È richiamata all'ordine dal direttore Gubitosi. Ok, perfetto. Ultima domanda, dicevamo. Hai parlato, ripeto, di cinematografia settima arte, però io non posso esimermi dal chiederti, da cinefilo, dimmi 3 titoli che per te sono delle pietre miliari nella storia del cinema. Allora, sono i 3 film della mia infanzia, per quanto difficili possono sembrare, e sono Via col vento, un film preferito, I 10 comandamenti, però I 10 comandamenti, il film del 39, sì, con Charlton Heston e Yul Brynner,
e Titanic. Cioè sono 3 generi completamente diversi, 3 film completamente diversi, ma sono i film che mi hanno accompagnato quando ero piccola. Io mi ricordo queste 3 videocassette che giravano in casa e che io a rotazione vedevo. E allora a questo punto a me non resta che concludere così: domani è un altro giorno e questa nave, però, questo Titanic, certamente non affonderà, perché c'è la tenacia di Giulia Bianco e dell'amministrazione comunale, il Giffoni Film Festival, anche se non si chiama più così. Sì. In bocca al lupo. Grazie. Crepi. Grazie. Bene, noi invece continuiamo, ecco Giulia. E allora siamo a margine di questo evento organizzato qui al Latronico per la presentazione del Latronico Film Festival, e siamo in compagnia del sindaco di Latronico, Fausto De Maria. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, un'iniziativa che può davvero aiutare questa nostra comunità. Che cosa immaginate rispetto a questo film festival? Di organizzare un evento culturale importante che possa avvicinare i ragazzi non solo al cinema, ma anche alla creatività e al modo di vedere mondi nuovi. Abbiamo la fortuna di collaborare con il Gifon Film Festival, che è una realtà in cui il direttore oggi è presente qui per dimostrare che anche un paese piccolo come Gifoni è riuscito a fare negli anni una industria culturale, o possiamo chiamare industria culturale, perché oggi c'è un sacco di gente. È un festival internazionale. Ma lavora tutto l'anno, quindi è una cosa enorme. Bisogna crederci nelle cose, anche nelle piccole. Avete detto sulla locandina di presentazione, Sì. mi corregga se sbaglio, destagionalizzare il turismo. Infatti viene presentato a giugno e viene fatta a ottobre, quindi è fatto proprio per cercare di ottenere questo. Ultime 2 domande. Che cos'è il cinema per Fausto De Maria, per il sindaco di Latronico? E 3 titoli, se le vengono in mente, di film che ama particolarmente. Il cinema è tutto. Oggi purtroppo le piattaforme, la televisione ci ha un po' allontanato, ma il cinema, vedere un film al cinema è tutta un'altra cosa. E ricordo film fantastici al cinema. Uno non può mai dimenticare i film che negli anni hanno fatto la loro fortuna, oggi veramente manca il film che ti cambia, però anche film con pochi spettatori certamente emozionano, se anche andate a vedere con la giusta compagnia. Io immagino la piazza di Latronica, piazza Umberto I, con un grande schermo e tutta la gente seduta che guarda. Quest'estate potrebbe accadere. Bene, grazie al sindaco di Latronico, Fausto De Maria. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri